c'era 4 sorelle, tutte e 4 col moroso. E allora mio fratello vita, vedo fratelli, o che invece parve la dote, se no noi non possiamo farvela. Sono sposata e mia sorella la figlia la sarta. Sono sposata, quando io sono sposata, sono andata e mia suocera l'era sarta. E in casa ho cattato due cognate che fia sarta. E io sono andata a far scuola della sarta. Sono autodidatta mi sono, ecco. Ho tutti i miei libri, mi sono andata a Treviso, vi ho detto che era stata una sua cliente, mi ho corriere tal libro, tal questo, e mi ho sempre arrangiato guardando i libri. Dopo telefonato, ho detto sono una vostra cliente, a quel dei Calegari, certo. E ora che dice che avevi bisogno di un piccolo che non trovi sui libri perché, per cosa, e lui mi spiegava, mi diceva così, e beh, lo trovavi da dire, sì, sì. Eri più addetta tenia di più che fece il vestito da sposa, ho fatto tanta altra roba, però quando che dopo che ne era, perché ho cominciato dalle mamme, e dopo le sue figlie, le veniste qua, e ora che ho fatto il vestito da sposa, così è stata una tramandazione di tutte le signore che ne era qua a fare. Ma mi sono andata sempre a Treviso, c'ho la stoffa, e anche a Montebelluna allora avevo i capelli, portai il cappello anche, i guanti, il velo, tutte quelle piccole cose, le trovai a Montebelluna allora. Sì, sì, ma che fai schizzo? Sì, sì, ricamato tutte da me dentro. tratteggiare, che Quegli dice, ultimi. sì, è meglio, con L'evoluzione mantella, con che cappelli, dall'inizio a gli era prendere sui a pari i posti capelli con stesso tessuto del vestito, mi indea Villorba che mi fia il cappello. Oh, a parte di tutto il quartiere del Piave, da Valdobbiadene, da Treviso, io non so a dire, dappertutto, l'era passaggio di parola allora, l'era le signore che le si faceva, perché dopo allora gli ultimi 10 anni ho detto adesso basta con i vestiti da sposa, perché mi tocca andare a Treviso, c'ho la stoffa se non avevi qua. E allora io ho detto, se vuole, taglia il vestito, ma no da sposa, a una sola io ho tagliato il vestito, tutta che altra roba, se l'era pantaloni, se l'era giacche, il vestito, le camicette, che tagliai il modello, mi fai il modello in carta, allora mi portai alla stoffa e gli tagliai il vestito e allora le diceva, con le tagliata il posso farlo su. Era mia e mia cognata che si lavora di sarte nel paese qua da vicino. Però io non ho mai avuto passione di lavorare per le spose. E invece mi godeva vedere le spose pareggiate. Le figlie, da là dentro le figlie venivano fuori, mi stette fuori, le guardai come che doveva comportarsi per quel dì, se prima, se dopo, allora le voleva che andessi anche a vestirle quando che le aveva da sposarsi. Allora sono in Calabria che dice aspetta perché era venuto fuori, sì, tu andare fuori quando arriva tutta la gente. Le preparei anche per andare dopo in chiesa, capisci? Così una volta l'era questa vita. Perché era solo che mica lavorei, le tosette le fai altro che sotto ponte, vestire, sì, la roba più importante bisogna che facessi una squadra di tose, una squadra di tosatiole che le voleva imparare, sì, do tre le andate anche a imparare a fare, sì, proprio da Voltaglio a Treviso. E allora ho avuto tanta fortuna, benché mi non ho fatto la scuola, ma mi ho avuto tanta fortuna perché le doveva portare il capo per fare gli esami di sarte e doveva portare un capo. Allora il capo gliel fai mi qua e loro state tutte promosse perché il capo gliel fai mi qua. Così è. Allora le portai a casa i libri che le a scuola, proprio dettaglio. E allora mi copiai tu, guardai tu se eri aggiornata a quel punto. Ho rubato anche l'occhio.
16 una volta, ecco, senza andare a scuola, mi ho avuto una cultura perché tagli tutta geometria, no? Qua a caso, in tutto il quarto, il sesto, l'ottavo, sì, robe importanti da ricordarsi su un capo, perché la giacca, altre prospettive di disegno, di conteggio, ma il quarto, il sesto, l'ottavo, ho tutte le tabelline qua dentro, ho tutti i libri proprio.